ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Furibonda rissa ieri sera a Trapani, in piazza Umberto I, vicino alla stazione. Due donne, moglie e amante, si sarebbero scontrate per un faccia a faccia violento. Alla base della lite, la relazione extraconiugale mal digerita. Le due si sarebbero picchiate, una era anche armata di bastone. Oltre a questo sarebbero volate minacce, urla e insulti a più non posso. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 26enne perché si è reso responsabile di una serie di evasioni dagli arresti domiciliari cui era sottoposto, con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti e per piccoli furti in attività commerciali. I militari, per ben 4 volte in 4 giorni diversi della settimana appena trascorsa, sono stati allertati dall'allarme del braccialetto che segnalava l'allontanamento dal domicilio. La comunità studentesca dell'Università di Catania annuncia la mobilitazione di piazza mercoledì 19 e mercoledì 25 ottobre per esprimere la ferma contrarietà alle modifiche del regolamento didattico poste in votazione in data odierna. In particolare gli studenti si oppongono alla riduzione degli appelli e alla riforma avanzata della commissione didattica d'Ateneo. Difenderemo ogni centimetro di territorio neutrale, lo ha detto incontrando i giornalisti a bordo della portaerei USA George Walker Bush l'ammiraglio Dennis Velez, a capo del gruppo di navi USA, con a capo la portaerei statunitense che sta partecipando nel Mar Mediterraneo all'esercitazione aeronavale della NATO Neptune Strike 2022.2. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.